Ya arrivas. Buongiorno Italia, tra virgolette, buongiorno. Sì, buongiorno un cazzo, insomma, come da prassi, sì, come dice il slogan. Ma ascolta, prima di iniziare un piccolo dettaglio tecnico, anche se interesserà veramente a pochissime persone. Per quanto si dica che l'occhio umano percepisca 24 fotogrammi al secondo, probabilmente avrò un occhio diverso dagli altri, non lo so. Io i miei video a 25 fotogrammi al secondo non li vedo lisci e pertanto non li vedo reali. Quindi sono ritornato da questo momento ai 30 fotogrammi al secondo, il che significa che è il formato NTSC, il che significa che con le nostre luci, quindi di sera oppure in situazioni interne dove ci sono delle luci artificiali, vedrai queste luci sfarfallare. Però ragazzi, veramente, cioè io quando mi muovo soprattutto a mano libera così, vedi, io vedo tutto bello liscio. Quando lo rimetto a 25 non è che vedo a scatti ma lo vedi che non è reale la cosa, no? E a me piace essere reale anche nelle riprese, insomma. Senti che venticello nei miei 200 metri. Ora, col discorso che ho pubblicato 14 video alla settimana, io credo che probabilmente siamo anche, mamma mia, pieno di bottiglie e roba rotta, siamo anche arrivati ad allinearci, no? Oggi è il 4 aprile, adesso non so, vedi te quando verrà pubblicato sto video. Col fumo alti e bassi, diciamo, mi sono fumato delle cicche perché proprio avevo ceduto, però adesso sì, continuo sempre, insomma, di continuo, no, a trattenermi e quindi a non fumare, tipo anche adesso, insomma, anche oggi si farà di tutto per non fumare, anche perché a me il fumo gonfia lo stomaco, o non sono capace di fumare, mi va nello stomaco, sono tutto ruttare quando fumo, è una roba incredibile. Mentre un problema non da poco che sta nascendo, adesso arriverà il caldo, no? Ok? Noi siamo ancora in emergenza coronavirus e non si capisce per quanto. Io non per portare sfiga, ma ho detto più volte, secondo me, dalla mia ignoranza, non faremo il bagno tutti assieme quest'estate, hai capito? A meno che forse non lo faremo con le mascherine, anche lì con le distanze, tutto quello che vuoi, ma boh, non so, non mi vedo una situazione di mare, di spiaggia normale, hai capito? Ma a parte quello, il problema è il CP adesso, come ogni anno d'estate, inizia a far caldo. Adesso vedremo se poi esagererà proprio tutto sto caldo e io sarò ancora obbligato a stare in quarantena, isolato, fermo, stanziale qua. Dovrò fare un permesso o qualcosa per riportarlo nella vecchia casa dove c'è mia nonna, capito? Perché mia nonna era attaccata alla mia vecchia casa, quindi il CP al suo bel giardino grande, ai ripari e tutto quanto. Diversamente quest'anno, visto che è arrivato Pullmin che è equipaggiato, ma soprattutto ha il climatizzatore, i climatizzatori, CB poteva star con me, però dipende, perché star qui in quarantena dove sono io adesso stanziale, sono proprio davanti a delle case, hai capito? Devo ancora capire bene se sono abitate, perché mi sa che sono case turistiche, almeno quella dove proprio sono letteralmente davanti. Quindi accendendo il generatore, ovviamente, insomma, per quanto possa essere più silenzioso degli altri, ma è comunque un generatore, insomma, non è fattibile. Cioè, per me sarebbe fattibile, ma per rispetto degli altri, hai capito, non credo sia fattibile. E diverso era se non c'era sta emergenza coronavirus, allora io potevo mettermi con il camper in una zona, no d'ombra secondo me, no, in una zona più isolata, ok, con magari del verde, degli alberi, per stare col CP a lavorare piuttosto che a passare la giornata tranquillamente lì. Poi alla sera si chiudono le finestre, si accende il climatizzatore che rinfresca il tutto, insomma, se c'è proprio molto caldo. Boh, non lo so ragazzi, non lo so. Cioè, Isaia da noi ha detto che si continua ancora. Hanno confermato l'obbligo dei 200 metri, ok, di mantenere i 200 metri, ma come tu ben sai, Singano, causa la sua ipocondria, tutte queste misure di sicurezza, a parte la mascherina, le ha adottate molto tempo prima, cioè dai guanti allo stare distanti non un metro ma 5 metri dalle persone, e al discorso dei 200 metri, perché sì, per me i 200 metri erano aumentare il rischio, no? Cioè, se tutte le persone stanno entro i 200 metri, capirai che sposti molto poco questo eventuale virus, oppure ti allontani
non puoi avvicinarti alle persone che l'hanno contratto, insomma, ecco. Adesso dalle news si inizia a sentire, a leggere che gira nell'aria. All'inizio sembrano delle fake, adesso mi sembra di averlo letto anche da fonti un po' più attendibili. È quello che un po' intuivo io all'inizio, no? Accidenti, c'è da aver paura, sì, sinceramente sì. Dipende poi cosa si intende per circola nell'aria, cioè è un virus che è presente nell'aria o è un virus che tramite l'aria le persone infette lo trasmettono agli altri, ok? Perché in questo secondo caso, cioè guarda dove porto a pisciare il CP di solito, voglio dire, ho una bella sfera di protezione che è la distanza, ma se così non fosse sono cavoli amari, ragazzo. Per il caldo in ogni caso 4 d'aprile, ok, che oggi non è certamente una giornata afosa, infatti io sono anche in felpetta, insomma ho 2 magliette e la felpetta. C'è stato al mattino questo sole, no, che sembrava un po' un sole estivo, adesso si è calmato, è tornato ad essere primaverile. Notavo che con la disposizione di Pullmin, che ha la maggior parte delle finestre e la porta a destra, ovviamente la porta a destra, mi gestisco bene l'ombra, perché quando ti parcheggi, ok, essendo in Italia con la guida a destra, hai bene o male delle case o degli alberi, ossia il bordo strada nella destra, ok, quindi dove batte il sole sarebbe solo la finestra della dinette, che è chiusa con gli oscuranti termici, quindi io lascio chiusa la finestra della dinette, lascio chiuso l'oblò sopra nel caso in cui faccia parecchio caldo e gli metto anche l'oscurante termico, e tutte le altre finestre aperte, perché forse non tutti sanno che la cosa che scalda di più in un camper sono i vetri, non solo quelli davanti di guida, ma anche proprio le finestre, no, del camper, fanno un effetto serra non indifferente. Mi ricorderò sempre di fatti dei campeggiatori in Toscana, no, che eravamo in Libera, in uno spiazzo, e avevano questi oscuranti termici proprio anche in tutte le finestrelle, in tutti gli obloi, capito? Effettivamente quelli fanno la differenza, accidenti se la fanno, ragazzi. Certo che adesso sì, però ho chiesto a Alessia, ma da quant'è che sono qua stanziale fermo, no? Fa, beh, più di un mese, adesso non so quanto, ma comunque più di un mese, e ti dirò che cazzo, dopo un mese adesso sì inizia a rompermi le palle, anche perché appunto non è che si può muoversi chissà quanto, non è che si può uscire chissà quanto, e ovviamente non è che sia in chissà che zona, hai capito? Io sono proprio qua proprio perché ho l'Alessia, ok? Ma se no praticamente qui a Jesolo questi giorni senti solo gli allarmi delle abitazioni, probabilmente perché è pieno di zingari e ladri che vanno a fare il giro degli appartamenti, no? Perché qua è pieno di appartamenti estivi e casette che danno in affitto, no? Per l'estate. Senti. Ah sì, tu hai visto il gatto là. Sì, il gatto è scappato. Sì, è scappato il gatto. Non vuole giocare con te quel gatto. Anche perché sa che gli rimuovi la vita. Vai a fare il giro con Alessia? Ah! Andiamo a fare il giro, di ciao a tutti! L'ho noleggiata da Alessia alla somma modica di... alla modica somma di 10 euro. Tu niente cena, io pizza, tu verippi. Certo che boia. Guarda. Sembra di essere in una città fantasma, cazzo, c'ha proprio un po' di paura sotto un certo punto di vista, cioè, fa impressione, capisci? Non c'è niente di aperto, non c'è un bar né niente. Adesso sto portando fuori il CP a pisciare. Diciamo che fortuna vuole che nei miei 200 metri ci sia anche il mare, magari sono 300, ok, non 200, però vabbè, insomma, cioè, è attaccatissimo il mare, vedi, dopo sta strada qui c'è il mare. Oh, che roba, porca miseriazza. Cioè, guarda, puoi camminare in mezzo alla strada tranquillamente, tanto, cioè, nessuno di nessuno. Vabbè, comunque non preoccuparti, diciamo, non è che in questi giorni adesso ti farò vedere solo i miei 200 metri, ma ci sarà anche il racconto, bene o male, insomma, per quante poche conoscenze io possa avere, no? Del mio impianto fotovoltaico. L'ho sempre posposto perché, come ti ho detto, le batterie sono sotto la cuccia del CP. No, ma girano, guarda, i mezzi pubblici, chi ha il coraggio di prenderli? E poi, per te che te l'avevo già detto, te l'avevo già spiegato, ok? Che è brutto che io sono qua fuori dall'Alessia e non dormiamo assieme, cioè non dormiamo a casa sua, dopo ogni tanto lei si viene a dormire qui in camper. Perché col discorso qua della brutta gente che gira, o meno che girava, però insomma per sicurezza io comunque devo stare sempre qua. Fino al giorno in cui
prenderò gli ultimi 2 antifurti perché ho più cose, diciamo, che però purtroppo non posso dire, non posso spiegare, e là sì sarò veramente tranquillo, cioè al massimo so che mi entrano dentro e mi spaccano qualcosa e basta. Eccolo!